Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione che come sempre è ricca di notizie di cronaca in questa giornata di martedì 2 luglio. Ma cominciamo subito come ogni martedì con il nostro sondaggio al quale vi chiediamo di dare una risposta con una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Il tema è quello delle baby gang sulle quali anche il presidente della regione Zaia ha chiesto al governo la realizzazione di una legge ad hoc. Baby gang, serve una legge? Dunque la domanda alla quale vi chiediamo di dare una risposta con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione 0422 162 6691. Se per voi la risposta è sì, 0422 162 6690. Come sempre l'esito del nostro sondaggio verrà reso noto nel corso della puntata di questa sera di Ring, in onda a partire dalle 21. Ma cominciamo subito con la cronaca. Vedo che si è collegato dalla città di Treviso il nostro Christian Arboit per una notizia che sta tenendo con il fiato sospeso Treviso intera, ed è quella della scomparsa, la seconda purtroppo in pochi giorni, di un anziano uscito di casa che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Le ricerche sono in corso, ci racconta tutto Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto dal centro di Treviso. Christian, a te buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Con Nicoletta ci troviamo in Lungosile Mattei, uno dei luoghi simbolo della città di Treviso, dove sono in corso ininterrottamente le ricerche di quest'uomo, un uomo di 84 anni che è scomparso da casa nella giornata di ieri. A dare l'allarme alle 15:30 è stata la vicina di casa. Parliamo di un uomo che abita qui a poche centinaia di metri di distanza, un uomo che aveva dei problemi di salute. Adesso non entro nel dettaglio, non ti do nemmeno le generalità, perché non si esclude in questo momento si sia trattato di un gesto estremo, però chiaramente tutte le piste in questo momento sono aperte, anche quella della caduta accidentale. Alle mie spalle vedi la Protezione Civile di Treviso, gli uomini della Protezione Civile di Treviso, i mezzi che stanno operando con tutte le dotazioni del caso, i vigili del fuoco. Qui solamente in questa zona ci sono 3 camionette, anzi 4, ne è arrivata un'altra proprio in questi secondi, ci sono le volanti della polizia, insomma una mobilitazione di uomini e mezzi, ricerche che sono andate avanti per tutta la notte. Sono arrivati anche i sommozzatori di Vicenza. Non solo, c'è il nucleo dei vigili del fuoco specializzato anche nelle ricerche, così diciamo, di segnali cellulare, telematici. Qui con me c'è Eric Zanata, che è vice coordinatore della Protezione Civile di Treviso, che sta operando, appunto dicevamo, senza soluzione di continuità. Sì, buongiorno. Sì, noi siamo in supporto dei vigili del fuoco e stiamo operando da ieri sera. Abbiamo delle squadre che hanno fatto il monitoraggio degli sgrigliatori delle centrali e abbiamo anche stamattina attivato delle ricerche in superficie con personale a piedi e con 2 unità cinofile. E al momento non abbiamo avuto nessun risultato positivo. Quindi diciamo, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno scandagliando le acque, voi vi state concentrando con le unità cinofile sulla terra, sostanzialmente sulle superfici. Sì, stiamo monitorando quelle zone vicino all'abitazione e nella zona di presunto possibile ritrovamento, ma al momento non abbiamo avuto nessuna verifica. Abbiamo ricercato in tutte quelle zone che non sono, tra virgolette, accessibili normalmente, ecco, quindi magari qualche casa abbandonata, qualche area verde o lungo il fiume, ecco. Al di là che siamo in centro città e quindi ce ne sono ben poche. Ecco, diciamo che in questo momento tutte le piste sono percorribili, anche se Sì,
finché non sappiamo noi stiamo ricercando comunque una persona che sia allontanata da casa, questo è il nostro scopo in questo momento. Quindi insomma voi continuate nel vostro preziosissimo lavoro. Sì, assolutamente sì. Allora, grazie davvero a Eric Zanata, vice coordinatore della protezione civile di Treviso. Nicoletta, mostriamo appunto questi uomini e mezzi in piena operatività, appunto gli agenti della questura di Treviso, il soccorso subacqueo acquatico di Venezia, poi ci sono gli uomini appunto di Vicenza. Qui è stato allestito questo camion furgone dove per l'appunto ci sono delle strumentazioni che possono servire appunto a intercettare dei segnali di qualsiasi natura. Allora Marta, chiaramente ti richiederò la linea se avremo degli aggiornamenti, ma per il momento è tutto da Treviso, dal Lungosile Mattei. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Cristian, naturalmente informateci se ci fossero delle novità, e questa purtroppo non è l'unica vicenda che sta tenendo la Marca ma il Veneto intero con il fiato sospeso, perché c'è un'altra scomparsa, quella del giovane Alex Marangon, 26enne di Marcon, che è scomparso all'alba di domenica da Vidor, nell'abbazia, dove era con degli amici per partecipare ad una festa. Le ricerche stanno proseguendo incessanti, sono proseguite per tutta la giornata di ieri, continueranno anche oggi per cercare appunto di capire cosa possa essere successo a questo ragazzo. Intanto per oggi pomeriggio in prefettura a Treviso è stato convocato un vertice proprio per fare il punto sulla scomparsa di Alex. Sono naturalmente ore di grande apprensione per i familiari del ragazzo. Ieri abbiamo sentito con la nostra Daniela Sizia la mamma e la zia che si trovavano appunto a Vidor a seguire le ricerche. Sentiamo il servizio. Chiunque avesse notizie o l'avesse visto, vi prego, aiutateci a trovarlo. Non sappiamo più cosa fare. Non si smetterà mai di cercarlo. Non si smetterà mai di cercarlo. Aiutateci tutti. Anche una piccola notizia avete visto da qualche parte, aiutateci. Noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo. Sono ore di angoscia e disperazione, quelle di mamma Sabrina e della sorella Silvia, zia di Alex. Occhiali scuri, il volto stanco di chi non ha dormito. La madre del 26enne rimane lì, all'abbazia di Vidor, dove sabato notte il figlio ha partecipato ad una festa con una ventina di persone. Avrebbe dormito qui, ci racconta la donna, ed il cellulare, dal quale mai si separava, è stato trovato in camera. Parla di lui mentre le scende una lacrima. Brillante, amava la vita, gli piaceva girare il mondo, non sarebbe mai andato via così, non sarebbe mai andato via, no. Intanto continuano serrate le ricerche di Alex, una zona impervia, questa ci spiegano i vigili del fuoco, molte le criticità. Sono i diruppi a nord della zona che sono molto scoscesi e molto ripidi. Lì ci sono delle calate in mezzo alla vegetazione, ai rovi, per cui c'è necessità di personale qualificato. Scandagliato anche il Piave fino alle chiuse di Nervesa della Battaglia. Qua il Piave è abbastanza traditore e si lo sa benissimo, perché l'acqua da 30 centimetri passa anche a 1 metro di profondità. È impervio il Piave. Il Piave è un letto molto pericoloso. Il Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda. Però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Ma nessuna pista viene tralasciata, nessuna ipotesi scartata. Il giovane è scomparso intorno alle 3:30 di domenica, l'auto parcheggiata, all'interno le chiavi e documenti. Intanto i carabinieri hanno portato via la macchina del 26enne e stanno effettuando accertamenti sul cellulare per capire se e chi ha contattato poco prima di sparire nel nulla.
Ed ancora cronaca dal Padovano, ora grazie alle telecamere di videosorveglianza e al lavoro investigativo della polizia sono stati fermati 2 giovani accusati di una rapina in Piazza Duomo a Padova. Vi facciamo tanto male, tirate fuori tutto, vogliamo tutti i soldi, vi tagliamo. Queste le frasi con cui un 18enne italiano e un 15enne irregolare sul territorio nazionale hanno minacciato 2 giovani in Piazza Duomo a Padova lo scorso 27 aprile. Si sono passati anche un dito lungo il collo mimando il taglio della gola e mettendo le mani in tasca come se volessero prendere dei coltelli. I 2 hanno strappato inoltre di mano il casco ad uno dei 2 rapinati e hanno colpito la visiera dell'altro. Bottino, 50 euro. I 2 rapinatori hanno fatto anche un giro per le piazze con il motorino di uno dei 2 rapinati. Pensavano di averla fatta franca, ma i poliziotti della squadra mobile hanno incrociato le immagini delle telecamere comunali con i profili social di alcuni giovanissimi già noti alle forze dell'ordine. Gli agenti, mostrando alcuni profili alle vittime, sono riusciti a risalire ai 2 autori della rapina. Il più adulto dei 2, il 18enne, è ben noto alla polizia, già sotto processo al Tribunale dei minorenni di Venezia per aver 3 anni fa, quando era ancora minorenne, aggredito e minacciato di morte un altro giovane. Il febbraio scorso, controllato al Parco Santa Rita di Padova, era stato sorpreso dagli agenti della squadra mobile in possesso di un coltello a serramanico. Il questore di Padova lo aveva per questo ritenuto socialmente pericoloso, emettendo nei suoi confronti un avviso orale. Dopo questo ulteriore episodio ne ha disposto il divieto di ritorno nel comune di Padova per 4 anni. Entrambi i rapinatori sono stati denunciati. Ed un'altra rapina è stata quella che ha fatto vivere una serata davvero da incubo a 2 anziani coniugi a Caselle d'Altivole. 2 i rapinatori che sono entrati in casa ed hanno anche aggredito un'amica che si trovava appunto con gli anziani. Di questi 2 rapinatori, uno è minorenne, sono stati individuati ed arrestati in flagranza dai carabinieri di Castelfranco. Intorno alle 20 di sabato sera è giunta una chiamata al 112 da parte di una donna di Caselle di Altivole che ha segnalato che all'interno della casa dei vicini c'erano dei ladri che si stavano aggirando con un coltello in mano. Questa l'immagine che fa scattare la mobilitazione dei carabinieri di Castelfranco, che nel giro di pochi minuti riescono a catturare i delinquenti sulla provinciale tra Caselle di Altivole e Vallà di Riese. Si tratta di un 29enne e un 17enne originari della provincia di Milano, entrambi italiani e noti alle forze dell'ordine anche a nord-est. I 2 si stavano allontanando dall'abitazione appena colpita a bordo di una Kia grigia, peraltro già segnalata come sospetta nei giorni precedenti. Nel veicolo vengono trovati guanti, berretti e arnesi per lo scasso. Anche attraverso le prime testimonianze e le immagini delle telecamere si sta presto a riavvolgere il nastro. La rapina alle 19:30 in questa casa di via Colombera a Caselle, dentro marito e moglie, lui 95 anni, lei 85, tutti e 2 con delle fragilità cognitive. I rapinatori entrano dal retro, hanno il volto scoperto e un coltello, sanno con ogni probabilità che la casa è abitata da anziani indifesi, non sanno che con loro c'è un'amica di famiglia, una rumena 61enne in visita. È lei che se li trova drammaticamente di fronte. E l'hanno immediatamente aggredita bloccandola per il collo e puntandole un coltello alla gola, minacciandola di non fare rumore, di stare ferma e soprattutto di consegnare tutti gli ori e tutti i contanti contenuti in casa. Mentre uno dei 2 complici teneva ferma la donna, l'altro ha rovistato tutta l'abitazione trovando soltanto 5 euro che si trovavano all'interno del portafogli della donna dentro una borsa. La 61enne viene strattonata e minacciata di morte più volte, mentre i 2 anziani, vista anche la loro condizione, forse non si sono accorti di nulla, ne sono stati aggrediti. 29enne e 17enne, ora in carcere, sono accusati di rapina aggravata in concorso e non è da escludere che possano essere coinvolti nella rapina di un mese fa a Castello di Godego, anche in quel caso vittime anziani. Ogni dettaglio a questo punto può essere utile. Ci tengo a sottolineare che senza chiamata immediata e precisa al 112 sarebbe stato molto difficile intercettare questi rapinatori, quindi un grazie alle persone che hanno fatto queste segnalazioni con grande senso civico e grande lucidità.
Tanta paura, ma stanno bene. A parlare è la figlia della coppia di anziani che sono stati aggrediti nella loro abitazione a Caselle d'Altivole. Preferisce non farsi riprendere, ma ci racconta la terribile vicenda vissuta dai suoi familiari. Sentiamo. Sono ancora scossi i due anziani di 85 e 95 anni che si sono trovati in casa ai rapinatori. Con loro un'amica della figlia che la stava sostituendo per un brevissimo tempo. Era infatti uscita per fare delle commissioni, una trentina di minuti quando ha ricevuto la chiamata ed è tornata subito a casa. Si sono spaventati i suoi? Un po' sì, un po' parecchio. E anche noi poi, ovviamente. Avete telecamere, tutto? Telecamere interne ed esterne, abbiamo tutto. Infatti abbiamo passato tutto ai carabinieri. Paura tanta, ci racconta, ma per fortuna stanno bene tutti. Hanno vissuto un momento terribile quando i due armati di coltello sono entrati, volevano i soldi. Hanno rubato solo la borsetta. Non siamo riusciti a quantificare perché comunque non avevano niente in casa. Qua non c'è niente da portare via. Due rapinatori senza scrupoli hanno fatto irruzione in una villetta dove vivono due anziani spaventandoli, ma fa riflettere che uno di loro è minorenne. Lo so purtroppo, ma si sa che mandano avanti i minori perché non sono perseguibili per legge. Amareggiata la figlia che ora cerca di tranquillizzare i genitori. In via Colomberi i cittadini ci raccontano che è una zona tranquilla, mai era accaduta una cosa simile. Poche case, ma si danno tutti una mano. Ad allertare i carabinieri sono stati proprio i vicini. Prime condanne per i clienti della baby escort padovana che nel maggio del 2025 è andato a processo, questa vicenda che ha visto appunto alla sbarra 8 uomini. Sentiamo. Offriva il suo corpo di quindicenne per pochi soldi a clienti che, nonostante il suo volto tradisse la giovane età, non facevano domande e la usavano per rapporti veloci consumati in auto, nelle loro abitazioni o nei motel vicino alla stazione di Padova. È entrato nel vivo il processo ai clienti della baby squillo padovana individuati dalle indagini della squadra mobile Euganea dopo la denuncia della mamma della minorenne che nel 2021 aveva scoperto chat e messaggi erotici della figlia con i clienti. Una decina di uomini a processo, padovani della provincia e 4 stranieri tra i 21 e i 50 anni. Al momento c'è stata la prima condanna in abbreviato a 8 mesi di reclusione. Un cliente di origine africana invece ha scelto il patteggiamento a 1 anno e 8 mesi. Altri 8 uomini hanno scelto il processo e sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di prostituzione minorile. Per loro il processo inizierà nel maggio del 2025. La ragazzina all'epoca dei fatti aveva appena 15 anni, si vendeva sui siti di incontri per 50 o 100 euro per acquistare alcol e droga e postava foto hard. Dopo la denuncia della madre ha trascorso un periodo in una comunità per minori protetta. La giovane nel frattempo è diventata maggiorenne e ora si è costituita parte civile al processo. Tino Maccarone, l'avvocato del giovane trevigiano Samuele Battistella, arrestato per la morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, commenta il video shock che ritrae il momento dell'aggressione nel locale di Udine. Sentiamo. Ho visto anche io il video perché andrò probabilmente dopodomani a fare copia di tutti i video. È ormai diventato virale il video pubblicato dal Messaggero Veneto che riprende il violento pugno di Samuele Battistella a Shinpei Tominaga, la caduta dello sfortunato giapponese in cui si è procurato le gravi ferite al cranio, intervenuto per tentare di calmare gli animi, e tutto ciò che è avvenuto prima e dopo la tragedia all'interno del buonissimo kebab. Il video è muto, Shinpei Tominaga è inquadrato da dietro. L'audio potrà far luce anche sui dialoghi di quei drammatici momenti. Si vedono comunque delle situazioni un po' differenti rispetto a quello che era stato riportato all'inizio, che comunque io mi ero prefigurato all'inizio. Mancando l'audio sostanzialmente si intuisce che ci sono delle parti che potrebbero essere molto importanti. Battistella cosa le ha riferito rispetto a qualcosa che avrebbe potuto pronunciare Tominaga? È stato più un approccio più emotivo. Lui ha ricordi molto frastagliati per alcuni versi, frutto probabilmente sia dello shock e sia probabilmente perché c'era una dose di alcol, penso importante.
Samuele Battistella sembra essere deciso a non voler chiedere il ricorso al Tribunale del riesame per ammorbidire la misura cautelare in carcere. Non ha cambiato idea in maniera molto decisa e ferma. E nel frattempo, martedì, è fissata l'udienza di un altro procedimento in cui lui e Joma sono accusati di rapina aggravata e lesioni. Ho già formalizzato al giudice questa richiesta di termine di rinvio per evitare la traduzione del Battistella da Udine a Treviso per nulla, per un rinvio. Il sindaco di Conegliano Fabio Chies chiede la punizione esemplare per Battistella e i suoi amici. Violenza pura, ha detto, non sono adolescenti. Forse sarebbe meglio lavorare sul problema più che lavorare sugli effetti o soltanto per avere un riscontro dalle persone, dalla pancia delle persone. Ecco, il tema delle baby gang è sotto i riflettori, l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo anche in quello che è il nostro sondaggio di oggi, e sul tema è intervenuto ieri anche il sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, dicendo che chi sbaglia deve ovviamente farsi carico delle proprie responsabilità, ma la politica deve intervenire per intercettare il disagio giovanile. Sentiamo. Sul fenomeno delle baby gang si continua a tenere alta l'attenzione. Nei giorni scorsi il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha proposto l'abbassamento dell'età imputabile, ritenendo i tempi maturi per un cambio di rotta, specie dopo i gravissimi fatti accaduti nei giorni scorsi, la morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga a Udine e l'uccisione del minorenne Thomas Christopher Luciani a Pescara. Oggi sull'argomento è tornato anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che già da oltre un anno aveva invocato un nuovo modello sociale. Io avevo scritto questa lettera appello ai ministeri dove mettevo a disposizione anche la città di Treviso per un processo sperimentale, per cominciare a sperimentare per esempio nuovi orari scolastici, per cominciare a sperimentare soluzioni che potessero essere inclusive nei confronti di questi ragazzi che stanno evidenziando in modo assolutamente sbagliato, talvolta addirittura con dei reati, dei disagi che devono essere certamente capiti da una parte per risolverli, ma non giustificati. Cioè chi sbaglia e chi commette reati ovviamente deve farsi carico delle proprie responsabilità e deve pagare. Ma se è vero che chi sbaglia deve pagare, anche la politica deve farsi carico delle proprie responsabilità, nonostante gli strumenti arretrati che si ritrova in mano. È altrettanto vero che gli amministratori politici hanno la responsabilità di guardare avanti e guardare al futuro delle comunità, cercando di capire come poter intervenire su questo tipo di criticità che riguardano i giovani, e io credo che l'apertura e l'appello del Presidente Zaia, unito anche all'impegno del sottosegretario Ostellari che ha già messo mano per esempio al decreto Caivano, si pongono entrambi lo stesso obiettivo, che è quello di intercettare il disagio giovanile e capire come politica e come amministratori cosa si può fare. Credo che in questo momento noi abbiamo degli strumenti un po' anacronistici per affrontare una sfida che è molto attuale e che porta a delle situazioni come quelle che abbiamo visto negli ultimi giorni, con addirittura un omicidio da parte di questi di baby gang nei confronti di un imprenditore, cose che sono gravissime, cose che non dobbiamo in alcun modo giustificare, anzi dobbiamo fermamente condannare, ma dobbiamo anche lavorare perché queste cose non succedano più. Quella di Zaia è una provocazione per alzare il tiro e contribuire a far passare in secondo piano i fallimenti della destra al governo e della sua giunta su tanti fronti, ha detto il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD in Veneto. Saranno celebrati mercoledì a Ramon di Loria i funerali del giovane alpinista morto sabato in Trentino. Lascia un bimbo di 3 anni ed un altro in arrivo. 3 comunità in lutto per la scomparsa a soli 32 anni di Manuel Roberto, appassionato di alpinismo e scalate, morto sabato precipitando per oltre 50 metri a cima d'asta nella catena del Lago Rai in Trentino. Manuel stava tentando la scalata dal canalone dei Bassanesi quando è precipitato nel vuoto. Un'escursione in solitaria la sua, lungo una via alternativa che porta alla vetta tra Valsugana e Tesino. Il suo corpo è stato notato da un gruppo di escursionisti che ha dato l'allarme. Lui di Ramon, la moglie Claudia di Bessica. La coppia ha un bambino di 3 anni e un altro in arrivo. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 16 nella chiesa di Ramon.
Allora, le indagini sulla morte del turista polacco annegato nel Piovego durante un'escursione in kayak. Era l'unico che aveva deciso di affrontare un tratto pericoloso. Il tratto del Piovego in prossimità del ponte di Via Roma a Noventa Padovana, dove è morto il canoista polacco, è pericoloso e c'è un divieto di navigazione. La conferma arriva dal sindaco Marcello Banno dopo la tragedia avvenuta domenica pomeriggio. A perdere la vita un escursionista polacco, il 70enne, insieme ad una ventina di connazionali, stava facendo una gita con i kayak. Nel tratto all'altezza del ponte di Via Roma la sua barcazione si è ribaltata a causa della corrente provocata da alcuni mulinelli. L'uomo è finito in acqua battendo violentemente la testa contro gli speroni delle chiuse e perdendo i sensi, venendo così risucchiato dalla corrente. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Noventa per chiarire tutti i dettagli della dinamica. Continuano ad emergere casi di truffe per quanto riguarda il super bonus 110%. L'ultima indagine della Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce l'ennesima truffa per 2 milioni di euro a danni di 2.000 persone. Sentiamo. Un'indagine delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, iniziata a fine 2021 sul super bonus edilizio del 110%, ha portato alla luce ad una truffa ai danni di 2.000 persone da parte della AMG Group, società con sede legale a Conegliano. Una truffa che ha investito tutto il nord Italia per un totale di 2 milioni di euro, in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oltre 2.000 distribuite tra il Veneto, dove abbiamo registrato circa 1.400 persone che hanno subito questa tipologia di frode. Il Friuli si attesta su 350 vittime, la Lombardia 260 circa, e in ultimo anche l'Emilia Romagna con 40 casi e il Piemonte con 12. La società trevigiana tra il 2020 e il 2022 ha messo in atto uno schema truffaldino facendo credere agli interessati di poter accedere alle detrazioni secondo un pacchetto chiave in mano, includendo tutti gli aspetti del super bonus, e inoltre assicurava che avrebbe restituito le somme per gli studi di fattibilità, somme comprese tra i 300 e i 2.500 euro solo a fine dei lavori di riqualificazione. Ma la società non ha mai fatto partire neppure un cantiere. La scoperta della Guardia di Finanza è arrivata grazie alle denunce dei 350 cittadini che sono cominciate ad arrivare in numero sempre maggiore fino a far scoprire l'intera rete. I 2 amministratori che gestivano la società sono stati nel frattempo denunciati alla Procura della Repubblica. I truffatori rischiano la condanna fino a 5 anni di reclusione, mentre per quanto concerne la società abbiamo accertato lo stato di insolvenza. I truffati potranno costituirsi parte civile nel procedimento penale e cercare di ottenere gli importi pagati con l'inganno alla società trevigiana. Anche in questa circostanza è stata la partecipazione attiva della cittadinanza a far emergere il reato. In questa indagine è emersa ancora una volta l'importanza di rivolgersi alla magistratura e alla Guardia di Finanza per contrastare truffe seriali connotate da particolare insidiosità. Questo a beneficio dei cittadini onesti e degli operatori economici che rispettano la legge. A 2 anni dalla tragedia della Marmolada, costata la vita a 11 persone, sabato sera si terrà una marcia non competitiva nel centro di Cittadella in ricordo di Erika Campagnaro e Davide Miotti, la coppia uccisa e travolta il 3 luglio di 2 anni fa dal distacco appunto di un serraco del ghiacciaio della Marmolada. Ci colleghiamo quindi ora con Chiara Gaiani e Cristian Roccellende da Castelfranco, dove si trovano con il fratello di Davide, Luca Miotti. A te Chiara, buongiorno.
Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo proprio con Luca Miotti, il fratello di Davide, perché sabato sera si ripeterà quello che era un appuntamento organizzato tra amici, che è già stato organizzato l'anno scorso tra amici, ma che quest'anno è diventato un vero e proprio appuntamento con un'organizzazione, con una gestione particolare. Si chiama Camminando insieme ad Erika e Davide, una marcia silenziosa che partirà dal centro di Cittadella proprio per ricordare il suo fratello e sua cognata a poco più di 2 anni dalla tragica scomparsa, da quel tragico 3 luglio in cui la montagna, il ghiacciaio che tanto amavano, la Marmolada, di fatto ha tolto loro la vita. Qual è lo spirito che vi ha animato, che ha animato lei e i figli di Erika e Davide, Karen ed Ettore, ad organizzare l'appuntamento di sabato sera? Vogliamo ricordare con grandi sorrisi insieme agli amici che sono stati e sono veramente tanti, vicini alla famiglia, vicini a Karen, vicini ad Ettore, vicini a tutti, amici di cuore che hanno accompagnato con amore dal 3 luglio del 2022 fino ad oggi questa tragica scomparsa. L'anno scorso, grazie alla famiglia, alle zie, ai parenti tutti, abbiamo organizzato questo evento che da quest'anno e anche per i prossimi anni sarà un appuntamento fisso, sempre possibilmente meglio organizzato. Siamo stati obbligati in termini di legge a costituirci in comitato e per questo avremo sempre il patrocinio del comune e la presenza anche di aziende, di sponsor importanti e degli amici che saranno presenti sabato. Ecco, intanto ci sarà un appuntamento intimo domani, a 2 anni esatti da quella tragica domenica alle 13:43, credo sia un orario che non si dimentica. Che cosa farete domani? Domani prendiamo la macchina, tempo permettendo, perché sono previsti rovesci temporaleschi, e andremo a raccoglierci intimamente ai piedi della Marmolada, dove c'è una croce che li ricorda, voluta dal papà di Erika. Dove ci aspetta una croce piena di fiori, piena di foto, e faremo una preghiera insieme. Davide ed Erika sono lì che ci aspettano. Allora adesso intanto ringraziamo perché Luca Miotti sta condividendo con noi dei momenti molto intimi, nonostante si respiri. Vi racconto insomma come sia Luca sia i figli di Erika e Davide sentano la loro presenza, vogliono anche continuare a ricordarla col sorriso, con quella vitalità che è stata proprio il segno della vita di Davide ed Erika. Ovviamente è molto difficile. Allora vediamo se riusciamo a... Questo è quello che hanno insegnato ai figli, perché i figli in questi 2 anni, i miei nipoti, sono stati veramente forti. Karen si è laureata, Ettore ha fatto un'esperienza di studio e hanno dei begli obiettivi e delle belle prospettive, nonostante quello che è successo. La famiglia, siamo tutti uniti, ci vogliamo bene e vogliamo dare speranza anche a tutti noi, insieme a tutte le persone che ci sono state vicine in questi 2 anni, che sono veramente tante e saranno tante, saremo tanti a Cittadella sabato. Ecco, ricordiamo come si può fare insomma sabato a Cittadella. Si può iniziare a iscriversi alle 18:30, l'appuntamento è in piazza Piero Bon, giusto? In piazza Piero Bon dalle 18:30, noi allestiremo quello che c'è da allestire, raccoglieremo le adesioni, cominceremo la marcia intorno alle 20 e poi ci raccoglieremo anche attorno a un piccolo ristoro che abbiamo organizzato, incontrando chi vorrà parlare con noi, ovviamente condividendo questa marcia con Davide ed Erika, che saranno presenti anche con noi. Allora davvero ringraziamo Luca Miotti, ricordiamo che tutti i fondi che saranno ricavati saranno interamente devoluti ad un'associazione benefica che è già stata individuata ed è un'associazione di Cittadella che opera nel sociale. Io ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e da Castelfranco Veneto restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, subito dopo torniamo in diretta con la prima edizione del nostro TG. A tra poco. Vita. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Venezia, dove il nostro Filippo Fois ci racconta l'ennesimo episodio del turismo cafone. È accaduto ieri in Canal Grande davanti alla stazione ferroviaria. Sentiamo.
Venezia è affollatissima, come sempre con l'arrivo dell'estate sono tanti turisti che vengono in città e noi siamo con l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Tra tanti turisti c'è anche chi non si comporta bene, è il cosiddetto turismo cafone, viene definito così. In questo caso un lituano che ha rinvertito l'usanza, che purtroppo capita spesso d'estate, dei tuffi in canale. Si è tuffato esattamente alle nostre spalle, vedete il tratto di canale sotto al ponte degli Scalzi, di fronte alla stazione ferroviaria, un tonfo che è stato udito anche dagli agenti della polizia locale, l'hanno fermato e poi l'hanno multato anche per bene. Eh sì, sono circa 800 euro di multa più altri 100 per il DASPO, perché è stato fatto il DASPO, e quindi insomma per fortuna sono intervenuti subito anche per la sicurezza della persona, perché purtroppo l'alcol, il caldo, il sole che batte in testa con queste persone ormai qua a Venezia è un disastro, e che rischiava anche di essere messo sotto magari da qualche mezzo che passava, quindi veramente sono persone stupide che vengono a Venezia e purtroppo Venezia fa tanto richiama e fa clamore, quindi molto probabilmente qualcuno viene anche spinto per andare a finire sui social, altre cose, quindi insomma dobbiamo lottare con queste persone così stupide che vengono a Venezia. Ecco, che non fosse nel pieno possesso, forse le sue facoltà mentali, da quello che abbiamo, cioè nel senso buono del termine, nel senso che forse era alterato anche da alcolici, si è sentito male, poi era in mutande, è stato allontanato. Ha fatto una congestione, hanno detto, è stato portato in pronto soccorso con congestione. Senta, proprio qua vicino a noi c'è il pannello contributo accesso alla città, questo è uno dei varchi poi per entrare a Venezia durante il fine settimana. È un metodo che sta funzionando anche per questi casi? Ha dato una scrematura? Come la vedete in comune? Ma la cosa che io vedo passando, intanto c'è più controllo proprio nelle zone di ingresso della città, e quindi questo controllo comunque aiuta sicuramente a bloccare queste persone, però è logico che la polizia non può essere dappertutto, c'è gente che fa di tutto qui a Venezia, è difficile seguirli. Cioè, lei è assessore al commercio e Venezia credo abbia 2000 forse tra bar e ristoranti, ci sono state delle novità anche per quello che riguarda la movida notturna? Beh, noi abbiamo fatto un grossissimo provvedimento, il primo a livello nazionale, abbiamo fatto sedere al tavolo sia le associazioni di categoria che le associazioni che diciamo difendono i cittadini che vogliono dormire. Abbiamo trovato un provvedimento, un equilibrio corretto tra appunto chi vuole dormire e chi vuole lavorare, perché è giusto che insomma le due cose viaggino assieme. Abbiamo fatto un provvedimento che è stato recepito in maniera corretta, dicono già la polizia municipale che sta dando i suoi frutti, quindi insomma noi siamo veramente contenti di aver riproposto il provvedimento con qualche accorgimento, perché la gente non può più consumare la bibita dopo una certa ora fuori dal plateatico e fuori dal locale, quindi la gente che si metteva per strada sotto le finestre con le bibite in mano non possono più stare, quindi diciamo i cittadini riescono a dormire. Naturalmente non è facile perché Venezia, come dicevamo, è affollatissima, è una grande città dal punto di vista non solo per tutti i turisti, tutte le persone che vengono a lavorare, per cui insomma è un compito quello che deve superare il comune, insomma non facile. La città viva deve rimanere viva, cioè, noi abbiamo il compito di tenere la città viva dove ci possa essere divertimento, e però ci devono essere dei limiti, e noi abbiamo fatto una norma che poi dicevo è la prima a livello nazionale, perché noi facciamo la chiusura alle ore 2 del locale, 1:30 non si può più dare da bere, sono norme che vanno al di fuori delle norme nazionali, perché la legge Bersani sul libero mercato e la Monti per il libero orario non dà limiti di orario alle attività. Quindi è un freno, ma è stato capito anche dai gestori, perché noi abbiamo voluto tenerli insieme, perché logicamente o hai un esercito, lo mettiamo tutto a Venezia e non è questo il caso, o ci vuole la collaborazione di entrambi, lavorare bene, in maniera corretta, e tutti quanti sono contenti, colpire chi si comporta male, questo è l'obiettivo. Come è successo appunto dopo a questo turista lituano che è stato allontanato anche con un DASPO da Venezia, dove per ora è tutto.
Ecco allora dal sole che avete visto oggi splendere alle spalle di Filippo Fois a Venezia e che appunto ha inondato nuovamente la nostra regione, questa mattina passiamo alla conta dei danni dell'ondata di maltempo che nella giornata di ieri si è nuovamente abbattuta sul Veneto. Tra le zone più colpite quella della Val Brenta. Vediamo che cosa è successo con Mirko Cavallin. Siamo in pieno centro a Cismon del Grappa, in via dei Gerard. Alle mie spalle c'è una delle strade strette che caratterizzano questa località di montagna. Ieri a metà pomeriggio qui c'era un torrente in piena praticamente. L'acqua è arrivata in questa casa che è alla mia sinistra. Altra acqua però entrava dalla strada principale che è via Vittorio Veneto. Qui abita una famiglia di origine ucraina che è qui da 4 anni. Veronica ci racconta cosa è successo ieri. Ieri c'era una grandinata, un sacco di acqua, tutto scendeva dappertutto, cioè non c'era nessun buco da dove non usciva l'acqua. Io e mia cognata ci siamo accorti che era pochissima, dopo qualche minuto si è alzata subito perché veniva un sacco di acqua. E eravate anche giù al piano terra? Sì, eravamo più al piano terra perché praticamente stavamo cucinando. E ci siamo accorti, no? Io pensavo tipo, ma non fa niente, si è alzato un pochino. Dopo sto correndo da mio padre, corro di nuovo giù, tutto entra in cucina. E quindi siete salite al piano superiore? No. Dovevamo tutto tirare dalla cucina, se no faceva più danni. Tuo padre ha messo in funzione una pompa per portare via l'acqua, poi sono arrivati i vigili del fuoco, perché questa non è la prima volta che succede. No, non è la prima volta, perché 4 anni fa sono venuti comunque perché era primi giorni di quando siamo trasferiti qua e comunque c'era grandinata, c'era un sacco di acqua e noi non sapevamo che succede questa cosa qua e quindi i nostri vicini di casa ci hanno aiutato. Avete anche messo i sacchi di sabbia? Sì, anche questo ci ha aiutato i nostri precedenti. Sì. Avete avuto paura? No, paura no, perché ormai è già la seconda volta, quindi eravamo più preparati. Questo è il racconto di Veronica. I vigili del fuoco intervenuti da Bassano sono intervenuti a loro volta con le autopompe, circa mezz'ora di intervento per liberare il piano più basso dell'abitazione. Non è stato l'unico punto critico qui in località Cismon del Grappa, come ci spiega l'assessore alla protezione civile Alberto Cavalli. Nel tardo pomeriggio di ieri il nostro comune è stato interessato da un evento climatico particolarmente intenso che ha colpito in particolar modo la parte a nord, l'abitato di Cismon del Grappa e di Collicello. Abbiamo avuto un paio di abitazioni allagate, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa che hanno risolto la situazione lavorando per un paio d'ore. Sulla strada comunale Val Gadena un paio di stane provocate da valli laterali che hanno scaricato il materiale appunto sull'antistradale sono state poi risolte, liberate da una ditta privata incaricata dal comune di Val Brenta. Questa mattina con i tecnici del servizio forestale regionale ci siamo attivati subito per fare un sopralluogo su tutte quelle valli laterali che hanno scaricato del materiale in modo da pianificare la pulizia e la sistemazione di queste valli appunto. Purtroppo sappiamo che sono eventi che possono capitare su tutto il territorio regionale, ormai sono all'ordine del giorno e quindi noi cerchiamo di fare il possibile per mantenere quanto più in sicurezza il nostro territorio.
E dal Vicentino andiamo nel Bellunese, dove le forti piogge di ieri hanno mosso nuovamente la storica frana che scende dal Moiazza in Val Zoldana. Un enorme quantitativo di detriti e fango ha invaso la provinciale 347 del passo Duran verso Val di Zoldo. Purtroppo è una frana storica che si presentava con cicli trentennali, quarantennali, si era verificata peraltro agosto dell'anno scorso, quindi neanche un anno fa. Purtroppo il ritorno è stato molto più breve in quanto si è verificata la medesima frana, stesso punto. Le immagini non hanno bisogno di commento, l'enorme colata di detriti e fango è scivolata poeticamente al primo stormir di fronde. Il versante della montagna, gonfio dell'acqua caduta incessantemente negli ultimi 3 mesi, non ha retto al violento temporale che nel primissimo pomeriggio ha dapprima investito la parte alta della provincia e successivamente tutta la Valbelluna e il Feltrino, dove pioggia, vento e grandine hanno sradicato piante a Pedavena e Lamon. Alla centrale dei Vigili del Fuoco di Belluno sono stati segnalati danni da acqua in città, allagamenti di scantinati e sottotetti. La frana in Val di Zoldo ha invaso la provinciale del passo Duran sopra Chiesa in località Levare, all'altezza dell'attacco del sentiero per il Grisetti. Veneto Strade ha immediatamente chiuso la strada e per un sopralluogo sono intervenuti i tecnici del comune di Val di Zoldo con il sindaco Camillo De Pellegrin e i vigili del fuoco. Questa volta il materiale detritico venuto in strada e anche nell'alveo della Moiazza, del fiume Moiazza, è molto più importante. Credo che parliamo di 4 volte il materiale sceso questa volta rispetto ad agosto del 2023. Una bella gatta da pelare nel pieno della stagione estiva che, seppur tarda a decollare, ha già portato sulle Dolomiti tantissimi escursionisti, soprattutto stranieri. Ci sarà da lavorare nei prossimi giorni e lungamente. Siamo ormai pronti e preparati a queste evenienze dal punto di vista psicologico, non è che ci abbattiamo. Adesso seguiranno naturalmente 3-4 giorni di chiusura della strada, sicuramente dovrà salire il geologo a verificare la tenuta del fronte e poi appunto la strada verrà ripulita, verranno presumo rifatte altre 2 vasche di contenimento come era avvenuto l'estate scorsa. De Pellegrin è in contatto con la Regione, nel pomeriggio un colloquio con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin per capire quale tipo di interventi saranno necessari per mitigare il rischio. Non credo ce ne siano molti in realtà, perché qui parliamo di quantità di materiale che scende dalla montagna che sono talmente grandi che non riesco a immaginare così che opere si possano fare. Bisogna convivere con queste situazioni sapendo che il cambio climatico, comunque gli eventi così improvvisi e forti, creeranno sempre maggiori problemi e questo ci deve portare a riflettere. L'ondata di maltempo di ieri pomeriggio ha provocato anche alcuni disagi in provincia di Treviso, forte pioggia e grandine a Vittorio Veneto dove in A27, forse proprio a causa della forte pioggia, una Ferrari è andata a sbattere contro il guardrail dell'autostrada, allagamenti di alcuni sottopassi anche ad Oderzo, dove si sono appunto verificati diversi problemi. Intanto a Meduna di Livenza si contano i danni della tromba d'aria che ha devastato un'abitazione, un capannone ed alcune serre in via Postumia. Avevo la porta del garage chiusa a chiave, me l'ha aperta. Una cosa indescrivibile, avevo delle tazzine dentro nella cristalliera, tutte per terra. Un boato. Questione di frazioni di secondo, poi il sereno. La casa devastata, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La prende con filosofia la proprietaria dell'abitazione investita in pieno dalla tromba d'aria che si è abbattuta su Meduna di Livenza e dopo la grande paura, il momento della conta dei danni che sono ingenti, il tetto della bifamiliare è stato spazzato via assieme a grondaie, camino, pannelli solari. I coppi hanno danneggiato un'auto, gazebo e arredi giardino sono volati via. Le grondaie erano a metà del campo. Pensa lei la forza che aveva sto vento, perché da lì portarle fino a metà campo sono quasi 150 metri e senza parlare le tegole, diciamo le tegole, che è andato sul campo di lana di 100 metri, una forza bestiale sto vento.
La tromba d'aria, prima di disperdersi nei campi, ha danneggiato sempre in via Postumia delle serre di un'azienda agricola e scoperchiato parte del tetto in Eternit di un capannone dismesso. Il tetto in Eternit che comunque non dava segni di cedimento, dopo questa tromba d'aria chiaramente si è creato delle rotture, abbiamo avvisato chiaramente i pompieri, l'ARPAV, adesso verifichiamo anche con il nostro ufficio tecnico e poi valuteremo se necessita di un'ordinanza di ripristino di tutta la copertura, perché sappiamo che è un materiale pericoloso. Lupo nel Vicentino e allarme predazioni. I sindaci dei comuni montani e delle unioni montane sono stati convocati in provincia di Vicenza alla presenza del prefetto. Per noi c'è Luisa Bertini insieme al presidente della provincia Andrea Nardin. Lupi e predazioni nel Vicentino, un vero e proprio allarme con numeri preoccupanti e in crescita. Oggi in corso una riunione qui in provincia con il presidente della provincia, con il prefetto, in cui sono stati convocati tutti i sindaci dei comuni interessati da questo fenomeno. Ecco, che cosa emerge anche in termini numerici? Quello che emerge è innanzitutto una volontà delle istituzioni provinciali, appunto Prefettura e Provincia di Vicenza, di occuparsi di questo tema. Stiamo parlando di un fenomeno che è in crescita e che interessa sempre più comunità, sempre più cittadini, ma soprattutto allevatori e agricoltori. Quindi la volontà di trovare delle soluzioni che difficilmente potranno arrivare a livello provinciale, ma sicuramente facendo squadra e facendo capire il forte disagio e anche il danno che la comunità vicentina in questo momento sta subendo, si possa poi ottenere un risultato o comunque aprire un'interlocuzione con gli organi superiori. Parliamo di oltre 100 predazioni all'anno e più o meno quest'anno il numero è sicuramente teso a confermarsi, se non ad aumentare. È un interessamento anche di quelli che sono oramai i centri abitati. Circa oltre 20 comuni sono interessati da predazioni, quindi a significare un interesse che va oltre il singolo comune, oltre la singola comunità, ma oramai interessa ampie fasce dell'opinione pubblica. Fasce dell'opinione pubblica in termini di privati, in termini di agricoltori, in termini di aziende e anche di cittadini che ovviamente temono questa presenza. Assolutamente sì, nel momento in cui il fenomeno emerge come danno economico all'agricoltura, però non dobbiamo dimenticare anche altri effetti. Pensiamo alla difficoltà poi di queste attività agricole di rimanere in alta montagna e quindi a temi anche indiretti di dissesto idrogeologico che il mancato mantenimento di queste aree provoca. Parliamo poi di quelli che sono animali domestici nei centri abitati che vengono attaccati seppur all'interno di recinti, seppur custoditi, e poi la dinamica dei piccoli animali d'affezione che non possono più godere appieno della loro libertà perché appunto vivono in contesti in cui il lupo li vede come degli antagonisti e quindi potrebbe aggredirli o li ha aggrediti come in alcuni casi che sono avvenuti. Quindi le dinamiche sono molto più ampie e la libertà stessa poi di poter in qualche modo girare liberamente per il territorio dove non tutti i cittadini si sentono più sicuri, soprattutto pur comprendendo come il lupo non sia aggressivo, però avvistare queste figure di animali selvatici non porta certamente ad agire in maniera tranquilla, a camminare in maniera tranquilla, soprattutto se poi queste passeggiate magari si fanno con i piccoli animali d'affezione che rischiano di essere motivo di attrazione nei confronti dell'animale selvatico. Ecco, quindi avete sentito numeri in crescita a cui oggi si tenta anche di trovare una soluzione con il dialogo, attraverso il dialogo anche con i primi cittadini dei territori interessati. Intanto io ringrazio il presidente della provincia Andrea Nardin. Basi americane, in Europa scatta l'allerta elevata, il comando statunitense ha innalzato il livello di vigilanza per il rischio terrorismo, una direttiva che è stata inviata anche alle basi statunitensi a Vicenza. Sentiamo. Basi militari americane, si alza il livello di sorveglianza. Il comando statunitense in Europa eleva il livello d'allarme per minaccia attentati. L'allarme Charlie, che significa stato di allerta elevato, è stato diramato con una nota inviata anche alle basi USA di Vicenza e di Aviano. Uno stato di allerta che verrebbe applicato quando potrebbero esserci minacce imminenti. Un'allerta che coinvolge anche la caserma Ederle e il Daldin. Per questo
questo viene sollecitata una stretta vigilanza nei centri nevralgici delle forze americane, in stretto contatto con le forze armate e di polizia dei governi in cui si trovano le basi statunitensi. Torniamo ora a parlare di incidenti stradali. Dopo l'ultimo incidente mortale sulla Romea, il bilancio drammatico delle vittime della strada si aggiorna purtroppo di settimana in settimana. Ci colleghiamo quindi in diretta con Francesco Ratai, che con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto si trova nella sede dell'Automobile Club Italiano di Padova per fare il punto sulle strade più pericolose del territorio. A te, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in diretta dalla sede dell'ACI di Padova con me il presidente Nicola Borotto dell'ACI, e dicevi bene, la contabilità aumenta perché pensate sulla Romea negli ultimi 43 giorni sono morte 5 persone. L'ultimo, il fatto che abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali, questo centauro che era a bordo della sua moto, che si è scontrato con uno scooter e ha perso la vita. Ecco, sono qua appunto col presidente Borotto per chiedergli, Presidente, quali sono le strade più pericolose della nostra provincia e della nostra regione? Le più pericolose, una delle più pericolose sicuramente la Romea, sicuramente la A4, sicuramente la strada statale del Santo, sicuramente la Monselice Mare, sicuramente quelle arterie dove si scarica un intenso traffico. La Romea è un enorme problema. La Romea è un enorme problema perché quando è stata concepita non aveva previsto di essere così utilizzata in questa maniera. Ormai la Romea è quasi al collasso, questo provoca incolonnamenti e un fermo sosta, se così possiamo dire, di qualche mezz'ora, di qualche ora per fare tratti di 10, 15, 20 chilometri. Questo non è concepibile, non è accettabile. La Romea va potenziata, servono la duplicazione delle corsie per ogni senso di marcia, serve ovviamente uno spartitraffico centrale in modo tale che la gente non superi le macchine in colonna che devono defluire dal mare, eccetera, eccetera. Questo è il problema dell'ultimo, per esempio, incidente drammatico, doloroso, che ci vede tutti attoniti e sbigottiti perché è stato un incidente non solo doloroso in tutti i sensi, anche per i familiari credo, ma un incidente drammatico. Non voglio entrare nei dettagli, ma è stata qualche cosa di sconvolgente. E lì perché è avvenuto? Perché superando le auto in colonna abbiamo ottenuto che si sono scontrati un motociclista con uno scooterista, la velocità era elevata ed è successo il fattaccio. Allora, come possiamo intervenire nell'immediato? Nell'immediato sicuramente abbassando il limite di velocità o mantenendo il limite di velocità che c'è, però inserendo degli autovelox omologati dal prefetto, con la relazione da parte della polizia stradale, con tutti i dati che abbiamo, quelli che abbiamo noi, quelli che ha la stradale, eccetera, eccetera, e si fa una relazione dettagliata e si inserisce il velox. L'autovelox permette da ambo i lati, ovviamente permette di far sì che i cittadini automobilisti, motociclisti, eccetera, eccetera, nel momento in cui tu sai perfettamente che la velocità è controllata elettronicamente, tu abbassi il piede dall'acceleratore. Questo è indiscusso. Oppure certe manovre molto azzardate come quella dell'altro giorno non avvengono. Ecco, negli scorsi mesi si è fatto molto parlare dei velox, è comparsa questa persona che li ha tagliati, li ha vandalizzati, ha avuto anche un nome, Fleximan, lo conosciamo tutti. Il tema dei velox è molto spinoso perché le due fazioni che purtroppo
si contrappongono è quella, una parte dice sono messi solo per far cassa, ma andrebbe rivisto il posizionamento dei velox, perché lei comunque ci dice che i velox servono. Assolutamente sì, io sono un fautore di questo. I velox servono quando sono autorizzati dal prefetto su valutazione della polizia stradale. Tutti gli altri velox che non seguono, parlo di velox ovviamente omologati, tutti gli altri velox che non seguono questo iter e quindi gli enti locali li possono installare perché li utilizzano per far cassa, perché li utilizzano con la scusa di ridurre la velocità, eccetera, eccetera, non ci credo più di tanto, creano dopo questi problemi che noi condanniamo ovviamente. Fleximen non è questa la maniera di creare quell'equilibrio serio che deve esserci tra istituzioni e cittadini. Ecco, molto chiaro il Presidente Borotto, che ringrazio per essere stato con noi, come ringrazio Federico Cibotto per la sua assistenza tecnica. Marta, ti restituisco la linea se non ci sono altre domande. Grazie Francesco, buon lavoro a te e ai colleghi della redazione di Padova. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di un tema sicuramente di grande attualità e di grande interesse, è quello dei bisogni psicologici dei veneti, perché c'è un'iniziativa molto interessante che è stata portata avanti dall'Ordine degli Psicologi del Veneto in collaborazione con la Fondazione Zancan e consiste in una mappatura di quelli che sono appunto i bisogni psicologici dei veneti per arrivare a costituire il primo osservatorio regionale sul tema. Ringrazio quindi i nostri prossimi ospiti per essere qui con noi. Buona giornata e benvenuti alla dottoressa Federica Sandi, segretario e consigliere dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e a Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan. Buona giornata e benvenuti. Dottoressa Sandi, comincerei da lei chiedendole in che cosa consiste esattamente questo progetto che voi come Ordine avete deciso di portare avanti. Ha detto bene, è una mappatura, vogliamo costruire una mappa per sapere quali sono attualmente in questo momento storico i maggiori bisogni della popolazione sul territorio, un territorio abbastanza vasto che ha probabilmente anche necessità differenti da provincia a provincia. Quindi vogliamo capire i nostri colleghi psicologi e psicologi dove sono spesi in questo momento, a fare cosa, con quale tipo di utenza, e questo ci potrà permettere di capire quali potrebbero essere le sfide future che la Regione si trova ad affrontare in termini di welfare, in termini di fabbisogno del benessere delle persone e dei singoli cittadini. Ecco, di questo tema si è molto parlato, soprattutto dopo il Covid, no? Che ha visto, come dire, esplodere un po' quelle che sono state le richieste di aiuto della popolazione da parte dei giovani, ma non solo. Diciamo, che cosa vi aspettate emerga da questo monitoraggio che è appena di fatto incominciato? Beh, sicuramente ci aspettiamo, come ha detto lei, dei giovani che emergono quali sono le necessità, ma più nello specifico, perché le esigenze dei giovani sono tantissime. Quindi, visto che il terzo settore, cooperative, associazioni e fondazioni, sono capillari sul territorio e storicamente sono state sempre esclusive di fronte ai bisogni portati, vogliamo sapere da loro quali sono le nuove richieste, i nuovi bisogni, che cosa i giovani adesso necessitano, dove i comuni, il territorio hanno bisogno di creare dei servizi in modo tale da far star bene la popolazione, perché una popolazione che sta bene diminuisce tutta una serie di altre problematiche in cui siamo impegnati adesso come società civile. Per cui adesso, leggevo prima sotto che parlavate di una legge necessaria per la baby gang o no, in questo momento. Forse c'è bisogno di lavorare in prevenzione, forse le enti del terzo settore hanno già dato delle risposte che potrebbero essere meglio ampliate sul nostro territorio.
Ecco, quindi infatti è proprio il tema anche del nostro sondaggio di oggi, no? Questo delle baby gang, un fenomeno che è esploso, no? Soprattutto dopo il periodo difficile del Covid e che sta riportando come dire, a galla tutta questa situazione di disagio, di problematica, soprattutto delle fasce più giovani della popolazione, non solo, poi vedremo che ci sono anche altri problemi che investono altre fasce della popolazione. Secondo voi, diciamo, in che modo va come dire, aggredito questo fenomeno? Quello delle... Esatto, sì. Soprattutto fare prevenzione. La prevenzione è utile con qualsiasi problematica noi incontriamo. Noi psicologi nasciamo per questo, prevalentemente per fare prevenzione e far sì che le problematiche non diventino troppo gravi. Quindi capire dove c'è il disagio, perché la baby gang non nasce baby gang, nasce prima un disagio, una difficoltà dei ragazzi nel parlare, di poter dare voce ai propri sentimenti o a capire cosa sta succedendo loro e alle loro famiglie. Dove possono essere accolti si fa prevenzione, dove possono essere aiutati a comprendere qual è la loro difficoltà. Le parole sono importanti e la capacità di comprendere cosa stiamo vivendo e qual è il disagio che si prova. Quindi fondamentalmente il primo passo da fare è quello proprio di capire i giovani e di accoglierli, e i servizi sono necessari sul territorio, devono essere a portata di mano dei ragazzi e delle loro famiglie, perché nella complessità di questa nostra società deve essere più fruibile possibile, e proprio per questo noi abbiamo scelto gli enti del terzo settore che danno questa possibilità storicamente sul territorio. Ecco, Tiziano Vecchiato, in questo progetto che porterà appunto alla costituzione di questo primo osservatorio regionale, il ruolo della Fondazione Zancan qual è e come si articola? È una bella notizia intanto sapere che una professione e l'ordine degli psicologi contribuiscono a chiederci tutti come affrontare i problemi delle persone, dei ragazzi, delle famiglie, delle persone anziane. Perché si è persa questa abitudine negli anni? Cioè non possiamo affrontare i problemi delle persone se non dialoghiamo con loro, se non capiamo quali sono e se non capiamo da chi è in prima linea, e quindi gli enti di terzo settore, come è necessario finalizzare le capacità e le forze. La Fondazione quest'anno compie 60 anni di esperienza proprio di lavoro nel sociale, di osservazione nel sociale, e quindi è molto bello che una professione che è quella degli psicologi si interroghi su come aiutare di più e meglio, anche per posizionarsi come professione all'interno del sistema dei servizi sociali e sociosanitari in maniera più robusta e più solida, componendo le capacità professionali degli assistenti sociali, degli psicologi, degli educatori e delle altre professioni che lavorano a servizio delle persone e delle famiglie. Ecco, quindi diciamo poi nel concreto, entrando nel progetto, il ruolo vostro della Fondazione Zancan qual è? È un ruolo non facile, perché chi sarebbe disposto oggi a contribuire a un monitoraggio, a una osservazione? Se noi lo chiedessimo, ad esempio, e lo dico in maniera anche sfidante, provocatoria, agli enti pubblici, quanto ci metterebbero a rispondere sì, ci sto? Ecco, in un mondo in cui tutti hanno paura dei regolamenti, della tutela della privacy, ecco, confondendo i mezzi con i fini, probabilmente perderemmo 2 anni per fare un'osservazione che già a Natale, quindi già fra 6 mesi, darà i primi risultati. E quindi la scelta dell'ordine, e che abbiamo condiviso e anzi apprezzato, è di coinvolgere e partire insieme con tutte le risposte che il terzo settore dà nei territori della nostra regione. Ovvio che il terzo settore nasce proprio con questa passione e con questa voglia di contribuire allo sviluppo sociale, e quindi è un punto di partenza affidabile e che ci dà fiducia di poter fare un buon lavoro.
Certo, allora ne accennava già Vecchiato, dottoressa Sandi, in breve per chiudere la tempistica quindi del progetto. Adesso stiamo chiudendo la collaborazione con i vari enti, quindi gli enti interessati si stanno presentando, stiamo sottoscrivendo dei patti di collaborazione, gli enti entrano a pieno a far parte dell'osservatorio e i colleghi via via dopo aver sottoscritto questi patti con gli enti potranno andare a compilare dei questionari individuali in cui andranno a raccontare a livello qualitativo e quantitativo cosa fanno nel loro servizio, di cosa si occupano. Dopo di questo la Fondazione Zancan si occuperà di elaborare i dati a livello statistico e far emergere qual è la portata del lavoro e dove si fanno le cose e come si fanno. Magari speriamo anche di scorgere necessità nuove e anche qualche servizio già organizzato in maniera innovativa sul territorio dai colleghi che conoscono bene il lavoro e sanno coordinarsi per creare qualcosa che prima non c'era. Certo, allora magari ci risentiamo tra qualche mese, così vedremo quelli che saranno i risultati di questo progetto sicuramente molto importante. Io vi ringrazio, grazie alla dottoressa Federica Sandi dell'Ordine degli Psicologi del Veneto e grazie al presidente della Fondazione Zancan, Tiziano Vecchiato. Grazie, buon lavoro ad entrambi, una buona giornata. Noi ora torniamo nuovamente alla cronaca, torniamo ancora a parlare di incidenti perché c'è stato un incidente che ha creato parecchi problemi alla viabilità, si è verificato a Campodarsego ed ha coinvolto 2 mezzi pesanti. Scontro questa mattina verso le 6:20 tra una betoniera e un camion rimorchio a Campodarsego in via Olmo. Ferito uno dei 2 autisti, rimasto incastrato nel mezzo. Sul posto i vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale di Padova e dal distaccamento volontario di Borgoricco con l'autogru e 2 automezzi. I pompieri hanno utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per estrarre l'autista rimasto incastrato nella cabina di guida del camion rimorchio. L'uomo, dopo essere stato liberato, è stato preso in cura dal personale del SUEM 118. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che faranno luce sulla dinamica dell'incidente. Ripercussioni sul traffico che ha subito deviazioni per permettere le operazioni di soccorso. Ubriaco alla guida non si ferma all'alta della polizia locale, fugge a tutta velocità, 48enne denunciato, è accaduto a Massanzago, l'automobilista dopo un inseguimento è stato bloccato vicino a casa. Ha cercato di forzare il posto di blocco della polizia locale fuggendo a tutta velocità all'alto intimato dagli agenti. Sabato sera a Massanzago c'è stato un inseguimento e alla fine un 48enne albanese è stato bloccato. L'uomo era alla guida ubriaco con un tasso alcolemico 2 volte superiore al limite consentito per legge. Per lui è scattata la denuncia per guida sotto l'influenza dell'alcol e il ritiro della patente di guida. Lo straniero residente a Massanzago aveva diversi precedenti, tra cui un omicidio colposo per l'incidente stradale. E 12 km di coda in A4 all'altezza del nuovo casello di Montecchio Maggiore, motivo un camion andato a fuoco. Sono le prime luci dell'alba quando alle 6 del mattino sulla 4, poco prima dello svincolo del nuovo casello di Montecchio Maggiore in direzione Verona, la motrice di un tir prende fuoco. L'autista nota del fumo, accosta e scende mentre il camion prende fuoco. Viene lanciato l'allarme, le squadre dei pompieri arrivano da Vicenza e da Arzignano con 2 autopompe, 2 autobotti e 10 operatori che spengono le fiamme evitando il coinvolgimento del semirimorchio. Il fuoco però si è diffuso anche a 4 pannelli antirumore dell'autostrada. Per fortuna nessun ferito. L'incendio del tir, cassonato di metallo, che trasportava mobili imballati da montare, ha delle pesanti ripercussioni sul traffico che viene canalizzato su una sola corsia. Si formano 12 km di coda. Sul posto il personale ausiliare dell'autostrada e la polizia stradale. Le operazioni terminano alle 8:30 del mattino. Le cause dell'incendio sono di probabile natura elettromeccanica, ma verranno vagliate dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto.
Sanzioni e provvedimenti ignorati, il questore di Vicenza alla fine revoca la licenza ad un bar di Via Lanza, diventato abituale luogo di ritrovo e rissa per pregiudicati e tossicodipendenti. Licenza revocata per il bar Las Vegas di Via Lanza. Il questore ha deciso di adottare il provvedimento di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale a seguito dei gravi problemi di ordine pubblico più volte reiterati. Dal 2003 infatti il locale era stato chiuso 3 volte a seguito delle risse scatenate dagli avventori ubriachi che con i loro schiamazzi ed escrementi tormentavano il quartiere. Innumerevoli le segnalazioni di residenti e commercianti alla questura. Più volte la situazione ha richiesto numerosi interventi delle forze dell'ordine per riportare la calma. Non solo, all'interno gli agenti hanno constatato la presenza costante di pregiudicati e tossicodipendenti che avevano eletto il bar come covo abituale. Gravi carenze igienico-sanitarie erano state inoltre riscontrate negli ambienti senza che mai venissero sanate. Insomma, un ambiente che nella valutazione del questore costituiva grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica della zona. Per questo ieri pomeriggio un equipaggio delle volanti ha posto i sigilli al locale. Revocata dunque la licenza al titolare che, nonostante le sanzioni irrogate, non aveva modificato il suo comportamento in spregio a qualsiasi provvedimento. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia, la Regione ha chiesto ufficialmente al Governo la riapertura della trattativa per l'attuazione della riforma. La richiesta è stata presentata dal Presidente del Veneto, Zaia. Vedo dichiarazioni che ci fanno pensare che per qualcuno l'autonomia debba essere l'equa divisione del malessere. Facciamo in modo che diventi l'equa divisione del benessere. Esattamente con la stessa penna usata 7 anni fa per indire il referendum consultivo sull'autonomia, il Presidente della Regione Zaia ha firmato a Palazzo Balbi la lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che chiede la riapertura del tavolo di confronto col Governo per l'attuazione della riforma. C'è tutto un cronoprogramma e un timing da rispettare e va rispettato con convocazione anche per quanto riguarda noi della consulta regionale per l'autonomia. Dall'altro però penso che ci siano tempi per poter arrivare a fine anno per avere già una bozza di accordo. La riapertura della contrattazione col Governo segue a stretto giro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia che sarà operativa dal 13 luglio. Si parte dalle 9 materie in cui non sono richiesti i LEP, i livelli essenziali di prestazione, politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma il Veneto è pronto anche a trattare per le altre 14. Da sempre abbiamo realizzato dei dossier, 23 dossier, ognuno per ogni materia. Questo ci permette di poter trattare con cognizione di causa, cercando di portare una proposta di autonomia differenziata per il Veneto che sia di efficienza, di responsabilità e soprattutto che sia vicino ai cittadini e che non complichi la vita ai cittadini. C'è poi un'altra richiesta di autonomia che si apre, quella che riconosca lo status speciale di Venezia, che non deve essere più intesa come un parco giochi per turisti. Come si parla di Roma Capitale non capisco per quale motivo una città che ha uno standing internazionale unico non debba avere un'attenzione dal punto di vista giuridico. È un'attenzione che noi chiediamo, che non si può limitare solo a rifinanziare la legge speciale, ma deve essere un'attenzione a 360 gradi anche giuridicamente. Pensi solo al tema, ma questo lo possiamo vedere nell'autonomia differenziata del rapporto con la laguna. Mancato rinnovo dei contratti dei consorzi agricoli, proteste anche in Veneto alla Ortoromi di Borgoricco. Siamo qui davanti all'azienda cooperativa Ortoromi proprio per dare il nostro contributo, il nostro supporto ai lavoratori e alle lavoratrici che in un tavolo che si è chiaramente interrotto hanno voluto rimarcare e urlare la loro dignità, perché ripetiamo, chiudere un contratto è dare dignità e rispetto alle persone. Oggi noi siamo qui proprio per gridare questo e per permettere alle persone di avere una vita dignitosa e avere un aumento che dia supporto alle varie famiglie. A Borgoricco, come a Cesena e Ravenna, lo sciopero nazionale dei sindacati dopo la rottura del tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative e dei consorzi agricoli scaduto il 31 dicembre scorso. In Veneto è stato scelto di fare un presidio unitario davanti alla sede della Ortoromi di Borgoricco, una delle principali realtà nazionali nel mercato delle insalate di prima e quarta gamma, con una sede anche in provincia di Salerno. È un grosso problema perché si tratta di tutta una parte di lavoratori italiani che purtroppo
non vedono il contratto rinnovarsi, il contratto che ricordo è scaduto ancora in dicembre. Le trattative tra i sindacati e i datori di lavoro duravano da mesi, ma le proposte sono state deludenti, spiegano proprio i sindacati. C'è il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Questo contratto non è rinnovato dopo una miriade di incontri che abbiamo fatto a livello nazionale, non c'è alcuna soddisfazione sulla parte economica, le nostre richieste si attestano intorno ai 210 euro nei prossimi 3 anni e ci hanno offerto sostanzialmente molto meno delle richieste che abbiamo fatto, quindi siamo costretti a scioperare. Lo sciopero ha coinvolto nella provincia di Padova circa 800 lavoratori, tra questi proprio circa 400 lavorano nello stabilimento di Borgorico della Ortoromi. E parliamo ora di turismo. Il 2024 si preannuncia come un altro anno con numeri da record di turisti. A Padova scattano gli aumenti della tassa di soggiorno. I numeri in crescita parlano chiaro. Padova si conferma una delle città più attrattive per i turisti e così la città del Santo, visto il trend positivo del 2023 con un record di presenze che ha superato i dati del 2019 pre-pandemia, ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno in linea con le cifre di molte altre città d'arte del nostro paese. Con luglio scattano gli aumenti approvati lo scorso aprile dalla giunta padovana. Si tratta dei primi ritocchi a 12 anni dall'introduzione dell'imposta di soggiorno. Gli aumenti sono di 50 centesimi per chi soggiorna negli alberghi a 3-4 stelle, mentre sono più significativi per chi sceglie B&B e affitti brevi, dove la tassa passa da 1 a 2,50 euro. La logica è quella di privilegiare le strutture che sono deputate a ospitare i turisti come le strutture alberghiere e ovviamente farci forte anche di una presenza di tanti appartamenti che vengono messi a disposizione ai turisti, che danno un'offerta in più anche apprezzata dai turisti stessi, ma senza dimenticare che questi appartamenti, queste abitazioni che vengono messe sul mercato turistico vengono al tempo stesso sottratte da quello che è il normale mercato immobiliare e quindi sono private rispetto a quei soggetti che hanno bisogno di trovare un appartamento a Padova per vivere. Trainati dall'effetto Urbs Picta, il riconoscimento UNESCO arrivato nel luglio del 2021, i numeri del turismo in città sono moltiplicati nel corso degli anni. Rispetto al primo trimestre del 2023, i turisti nel 2024 sono già aumentati dell'11,4%. Si stima che gli aumenti della tassa di soggiorno possano fruttare introiti di 1 milione di euro al comune in un anno. L'incremento delle risorse, come abbiamo sempre detto, verrà reinvestito in comunicazione e promozione della città di Padova. E parliamo ora dei laghi bellunesi perché continua il monitoraggio di Lega Ambiente. Sentiamo. L'incontro tra metodo scientifico e valore sociale, l'analisi delle qualità dei bacini lacustri sotto il profilo microbiologico delle acque e il valore turistico, naturalistico e ricreativo. Sono le 5 vele di Lega Ambiente e Touring Club, la prestigiosa certificazione di cui anche quest'anno sono state insignite tra le 12 presenti sul territorio nazionale anche le località balneari dei laghi di Santa Croce in Alpago e del Lago del Mis in comune di Sospirolo. Dimostrano come la qualità non solo delle acque ma anche dell'accoglienza turistica, della tutela dell'ambiente naturale, delle attività che vengono proposte dalle aziende turistiche del territorio rispondono ai criteri di sostenibilità ambientale e di accoglienza attenta al territorio, a valorizzare quello che è un ambiente sano, confermato anche nella sua qualità delle acque dalla campagna di Goletta dei Laghi. Da ARPAV il monitoraggio a cadenza mensile della qualità dei bacini in prossimità delle aree di balneazione ha rilevato valori ben al di sotto dei limiti previsti per legge, una gestione virtuosa e orientata al turismo sostenibile che fa scuola alle altre località del Veneto. È una crescita turistica che secondo noi deve essere un esempio per le altre località lacustri della regione del Veneto che possono guardare a questi luoghi come un esempio da seguire, da imitare e da tutelare, perché poi dobbiamo tutelare un tipo di turismo che sia sempre sobrio e capace di inserirsi nell'ambiente naturale senza rovinarlo, senza calpestarlo. Fondamentale rinnovare l'impegno nella tutela e valorizzazione degli ambienti naturali in un territorio alle prese con la sfida continua dell'adattamento agli eventi meteorologici legati al cambiamento climatico. Abbiamo qualche criticità sui fiumi dovuta anche ai fenomeni meteo estremi che a volte mettono in difficoltà i depuratori e quindi possono causare qualche problema dal punto di vista dell'inquinamento delle acque. Però per quanto riguarda invece i bacini lacustri diciamo che i dati sono molto positivi, questo non può che farci piacere, quindi possiamo dire ai
turisti che possono venire tranquillamente sui laghi del Veneto a fare le proprie ferie, perché le qualità delle nostre acque sono positive. Ecco, c'è un aggiornamento di cronaca pubblicato proprio in questi istanti da parte dell'agenzia ANSA relativamente alle baby gang. Ne abbiamo parlato diffusamente nel corso di questa prima edizione. Bene, il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso ha adottato 10 misure preventive, di cui 3 fogli di via obbligatori e 7 DASPO Willy a carico di minorenni responsabili di comportamenti violenti o pericolosi che sono stati commessi negli ultimi fine settimana a Jesolo e in altre località balneari della costa. Un foglio di via è stato adottato anche nei confronti di una persona che girovagava per il centro di Jesolo con in mano un coltello da cucina, creando non poco allarme tra i passanti. Ne parleremo più diffusamente nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali, con tutti i dettagli su questi nuovi episodi che hanno visto protagonisti minorenni, soprattutto minorenni, per episodi appunto di cronaca nella zona del litorale veneziano. Baby gang, serve una legge, appunto il quesito del nostro sondaggio di oggi, che verrà poi il cui risultato verrà poi reso noto questa sera nel corso di Ring, in onda a partire dalle 21. Ring al quale saranno ospiti di Ferdinando Avarino questa sera, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Massimo Bitonci della Lega, Matteo Favero del PD, Claudio Borgia di Fratelli d'Italia. Poi alle 22:10 si parlerà dell'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ossessione di Filippo Turetta, con Mirko Casteller, psicoterapeuta, e la nostra Ilaria Marchiori, giornalista di Media Nord-Est. E poi alle 22:40 un focus sull'anniversario il secondo anniversario della tragedia della Marmolada, con Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo subito dopo la sigla. Arrivederci.